Oggi siamo all'ultima conferenza per questa estate e l'argomento è breve guida all'acquisto della casa sostenibile. Parlerà dopo questa introduzione l'architetto Trincardi, che appunto ha una specifica esperienza nel settore ed è anche autore di questo libro, Guida all'acquisto della casa sostenibile, che è un libro molto interessante perché soprattutto ha molti spunti anche per i diciamo non tecnici specifici del settore e anche delle indicazioni su come si può diciamo fare degli interventi anche personali nella propria abitazione. Il concetto fondamentale su cui ruoterà appunto questa conferenza è il concetto della sostenibilità, in sostanza, che riguarda molti elementi, ci sono molte definizioni. Possiamo citare due frasi. La sostenibilità potrebbe essere l'arte di produrre benessere col sempre minore impegno di risorse, oppure potrebbe anche essere rispondere alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie di necessità. Diciamo questi concetti saranno sviluppati sicuramente dall'architetto in maniera esaustiva e ci sarà poi una parte che riguarda anche i materiali e poi ovviamente ci sarà lo spazio per le domande chiaramente. Per esempio ragionare sul fatto che quando scegliamo un nuovo telefonino o una nuova automobile noi siamo estremamente esigenti e quindi abbiamo tutta la documentazione in merito a questo, no? Questo però non avviene con la casa. In generale l'attenzione viene posta nella scelta di una nuova automobile, si valutano prestazioni, design, consumi, novità tecnologiche e questo generalmente non si fa per la casa. Per la casa si guarda la metratura, la posizione, il costo ovviamente e così piace o non piace, si valuta quello che c'è e poi si va avanti. È molto importante dire che in base a questo chi costruisce e chi progetta poi fa le sue valutazioni ed è chiaramente molto spesso costruisce delle case che chi deve abitare non sarà molto contento di abitare. Mentre se diciamo, la domanda di questa qualità, che poi è qualità del vivere all'interno, proviene da chi deve acquistare, è chiaro che anche questo influenzerà la maniera di progettare e costruire la casa. Quindi è molto importante che sia l'utente, chi utilizzerà la casa, ad avere molte informazioni e a richiedere un certo standard qualitativo che poi il costruttore e il progettista dovranno seguire. Quindi è molto importante questo. E non bisogna solo fermarsi per esempio alle normative, la casa certificata ha certe normative, le segue, le rispetta benissimo, andiamo avanti, invece no, è importante conoscere molti altri elementi, per esempio la qualità dell'abitare può essere vista in molteplici aspetti, per esempio la temperatura, l'umidità relativa alla circolazione dell'aria, la traspirabilità dei muri, soprattutto anche il fatto che non si formino per esempio all'interno della casa una volta che ci vado ad abitare composti che si chiamano per esempio composti organici volatili COV che sono estremamente dannosi e tutte queste cose ovviamente vanno verificate, vanno pensate e vanno pensate chiaramente quando la casa viene progettata e realizzata. Perché poi ovviamente può essere troppo tardi. Chiaramente quindi il tema della sostenibilità deve anche tenere conto di scelte iniziali e per esempio parlando di materiali andrebbero abbandonati quei prodotti che sono composti da materiali differenti e non separabili. Per fare un esempio, se io penso a una finestra in legno, chiaramente la struttura della finestra in legno, se viene verniciata con una sostanza tossica e quindi un impregnante, poi a fine vita della finestra stessa, quando devo andare a riciclare, il legno non sarà più riciclabile, sarà un qualcosa che se non posso separarlo da quella parte non riciclabile, diventa anche lui non riciclabile. E questo è assolutamente contrario ai concetti di sostenibilità e cose del genere.
Quindi un cenno doveroso e molto importante, per esempio, ai materiali a cui siamo più a contatto all'interno della casa. Per esempio le pitture, le vernici, gli intonaci, i rivestimenti. In particolare, per esempio, la pittura. Questo perché è la cosa che noi, diciamo, vediamo e vediamo più vicino a noi della struttura della casa, no? Per esempio ci sono delle pitture che impiegano 24-36 ore prima di poter ricevere una seconda mano. Delle altre pitture che invece dopo 4-6 ore sono asciutte. Com'è possibile questo? Semplicemente perché si inseriscono tutta una serie di additivi chimici che servono a far questo. Però questi additivi chimici poi dall'ora successiva in cui è stata stesa questa mano di vernice cominciano a dare fuori nell'aria le sostanze tossiche che io respirerò. Quindi investire, diciamo, in una pittura, per fare un esempio, che ci vogliano, per 2 o 3 mani ci vogliono diverse settimane, alla fin fine un paio di settimane, per avere completato tutto il ciclo, vuol dire molto tempo, magari spendere qualcosa di più, però poi il risultato lo si vedrà nel benessere interno, nell'assenza di emissione di COV, anche nella durata maggiore di una pittura del genere. Un cenno doveroso assolutamente, direi, è quello da fare nei confronti del legno come materiale. Il legno è sicuramente un materiale tra i più sostenibili, forse il più sostenibile, e questo perché in sostanza? Innanzitutto è un materiale biologico che la pianta produce a partire dal carbonio presente nell'atmosfera, bloccandolo sotto forma di materia. Più il legno entra nella casa, meno CO2 circola nell'atmosfera. Quindi usare scarti del legno, per esempio ovviamente puri, non trattati, come fonte di riscaldamento significa restituire all'ambiente solo l'anidride carbonica assorbita dalla pianta durante la crescita. Quindi oltre al fatto, diciamo, di utilizzare un materiale che ovviamente è riciclabile se non viene appunto interessato da trattamenti o cose di questo tipo, c'è anche questo bilancio tra l'ossigeno e la CO2 che nel tempo poi viene fuori. Ovviamente inoltre si può dire che il legno è un materiale leggero, resistente, naturalmente isolante, traspirante, adatto a zone sismiche, flessibile, accoppiabile ad altri materiali e facile da lavorare anche durante o dopo la messa in opera. Concludo. Per esempio a dire quali sono i migliori metodi per riscaldare una casa, proprio fisicamente, se posso scegliere una casa perché me la costruiscono, sicuramente è il caso di scegliere un riscaldamento a pavimento o a parete, però a bassa temperatura, a 30 gradi. Per esempio invece se devo ristrutturare una casa, il miglior sistema è quello del riscaldamento a battiscopa, oppure i sistemi in generale, quali possono essere tutti. Molti sanno che il riscaldamento centralizzato, soprattutto per esperienze di molti anni fa, era da evitare e da scegliere, per esempio il riscaldamento autonomo, no? Ognuno si ha una sua caldaia e quindi si può riscaldare come meglio crede. Questo non è molto efficiente, è molto meglio invece avere un sistema centralizzato però intelligente, con una diciamo, regolazione della temperatura su ogni appartamento o addirittura su ogni radiatore, in maniera tale che ognuno possa scegliersi la sua temperatura, però avere i vantaggi di avere un'unica struttura che quindi ha tutta una serie sostanzialmente di vantaggi tecnologici. Lasciare la parola all'architetto Trincardi. Innanzitutto vorrei ringraziare Homepage Festival e il gruppo Beppe Grillo di Udine per l'opportunità di parlare di questi temi. Io così cercherò un po' di sviluppare un discorso sulla casa sostenibile. Allora, come è stato detto, il libro nasce con quest'idea, cioè quella di in qualche modo alzare il livello di conoscenza delle persone, dei cittadini che intendono comprare una casa.